Ho deciso di candidarmi perché in questi anni, sia da sindaco, in particolare vissuti da medico, legati alla pandemia, mi hanno fatto capire che il sistema politico che abbiamo non presenta una reale opportunità per i cittadini. Per tutti i veneti che non si sentono rappresentati, per gli insoddisfatti e gli indignati, fa a capolino una lista in corsa per le regionali in Veneto ed esprime il primo ufficiale candidato presidente. Lista nata nel quartiere generale di Santa Lucia di Piave attorno alla figura di Riccardo Szumski, ex primo cittadino radiato per le sue posizioni sul Covid dall'Ordine dei Medici. Aveva annunciato la sua intenzione di correre già lo scorso novembre. Un'alternativa al sistema dei partiti, questo lo diciamo fuori dai denti. Attorno a lui diversi nomi della galassia Novax, a partire da quel Stefano Puzzer, leader del movimento No Green Pass, fino a Sara Cunial, presidente di Vita. Ma il dialogo è aperto, la formazione della lista è in corso, l'unica condizione per ora essere veneti. Noi siamo dell'idea che questo è un contenitore in cui ci possono stare tutti, perché dobbiamo dare questo segnale che chi la pensa diversamente, invece di frazionarsi e far baruffa, si mette insieme per dare una proposta. Tanto per la Regione Veneto ci vogliono pochi punti programmatici e seri su cui stiamo lavorando. Libertà e tutela dei diritti naturali delle persone, il primo punto, la sanità pubblica, dove serve investire, il secondo. Che a me, lo dico, interessa sì che ci sia l'intervento innovativo, che se ne fa uno su 4 milioni, però io voglio che i 100.000, i 200.000 mal di pancia che vanno al pronto soccorso abbiano un trattamento adeguato, che la gente sia assistita. Alternativi a tutti, ma non contro nessuno, così definisce resistere Szumski, che di fatto apre a possibili alleanze, chiudendo però l'ipotesi terzo mandato, che gli affiancherebbe già un primo competitor. Credo che ci siano delle regole e vadano rispettate, non le possiamo cambiare per una persona, cioè se no, allora quando ero sindaco volevo fare il terzo, il quarto e il quinto mandato, ho sempre rispettato le leggi, piacessero o no.